Sentite me in questo momento dire quello che mi pare perché sono un braccato e non ho più niente da perdere. Non significa che ci sia la libertà nel vostro paese, significa solo che qualcuno ci sta speculando sopra. Diffidate, fratelli, diffidate. Lo fanno per l'Auditel, non per dar voce alle vostre coscienze in gabbia. Auditel. Devi temerla questa parola, fratello piccolo. Tu che fra 10-20 anni avrai un pezzetto d'Italia in mano. Sempre che non ti abbiano talmente corrotto o umiliato che quando avrai il potere non ti ricorderai più di Jack, il tuo te stesso che muore. Auditel. Pensate a un poeta come Leopardi oggi. Sì, pensate se oggi Leopardi si presentasse al Maurizio Costanzo Show. Immaginatevi la scena. È un cesso d'uomo. Ha la vocina stridula, parla con l'accento di Recanati ed è pure gobbo. Ma non è un fenomeno da baraccone come gli altri ospiti. È una grande luce, un poeta. Costanzo gli dà la parola e Leopardi comincia. Silvia, rimembri ancora il tempo della tua vita mortale? Fischi, lazzi, l'audience crolla, Costanzo urla: cacciate via immediatamente quel gobbo infame! Eccola l'Auditel. Forse c'è un nuovo Leopardi, si chiama Rossi, Bianchi, Paolino Bonocore. Che cazzo ne sai? Forse è già stato in televisione, non gli hanno fatto dire neanche A. L'hanno umiliato, offeso, ricacciato nel gorgo dell'anonimato. E l'umanità ha fatto un passo indietro. Fanculo a tutti i sondaggi. Fissare la televisione come delle pecore morte non vuol dire consenso, non vuol dire successo, vuol dire solo che tu hai il potere di farmi vedere quello che ti pare. E io non posso fare altro che subirlo. E non ditemi maledizione, non ditemelo. Spegnila, è un tuo diritto, non ditemelo. Mi avete assuefatto. A che serve appiccicare sui pacchetti di sigarette la scritta "fa venire il cancro", quando poi a vendermele è il monopolio di Stato? Non vi lavate la coscienza, dottori della Rai e di Mediaset, non con me. Ok. Fumiamoci ogni sera questa enorme sigarettona che è la TV. Ma almeno metteteci dentro un buon tabacco, fateci respirare un grande aroma, non quella puzza di broccoli e minestrone delle vostre anime da caserma. È un'email di Federico che ci scrive: ho 21 anni e vivo a Riccione. Il mio messaggio ti arriva dunque dalla patria delle discoteche, dal divertimondo del mercato dello sballo. Non ne posso più di vedere orde di lobotomizzati che invadono il mio paese nei weekend con il solo obiettivo di prendere una botta più grossa dell'ultima volta. Gente la cui massima aspirazione è quella di possedere una Z3 e la colonnina graduata della felicità è accostata a quella delle auto di prestigio. Fanculo l'apparenza, la superficialità, mi sono rotto. Ma il dramma è che quando il TG mi sbatte in faccia le immagini di quei complessi grovigli di lamiere intricate e imbrattate dal sangue degli ennesimi 5 cerebrolesi vittime del sabato notte, una voce mi sale dal profondo, una voce inequivocabile. E sai cosa mi fa dire questa voce, Jack? 5 stronzi di meno, 5 dannatissimi e autofottuti stronzi di meno. Questo è il dramma, Jack. Vedi Federico, io non sono stato certo un santo nella mia vita e ho imparato che c'è sempre un altro lato della medaglia. Tu dici il dramma. Il dramma è che la pasticca è un mezzo con cui una parte di voi crede di evadere da qualcosa che non gli piace. E la cultura del vizio, del consumo, del condizionamento gli ha insegnato la morte nascondendola in una parolina magica: rottamazione. Non ti piace più l'auto? Buttala, comprane una nuova. Non ti piace Alcatraz? Cambia canale. Ci sono decine di canali TV. Jack Folla poco ascolto. Via, buttare, sostituire. Cos'è? Non ti piace la vita? Buttala, distruggila. Tanto c'è la New Age a dirti che rinascerai migliaia di volte. Io ti regalo un'altra parola, Federico: trasformazione. Perché un abito rovinato si può rammendare. Perché la spazzatura di 500 miliardi di persone sfamerebbe 3 miliardi di poveri, mentre l'inquinamento apre falle paurose nell'ecosistema. Se solo uno di quelli che tu chiami stronzi riuscisse ad avere qualcosa in cui credere veramente, sarebbe prezioso esattamente quanto te, esattamente quanto me. E adesso ancora una volta domandati: qual è il lato B della pasticca? Che cosa c'è dietro? Ciao, da Jack.